Le 4 realtà organizzatrici, quindi Coordinamento LGBT Treviso, assieme a Famiglie Arcobaleno, ad Agedo e a Non Una di Meno, hanno pensato di non chiedere formalmente il patrocinio come avviene normalmente, ma di creare una carta di intenti che appunto contiene i punti minimi essenziali che dovranno essere sottoscritti, perché questo deve essere un Pride che costruisce un percorso a lungo termine. Chiediamo risposte definitive e concrete in un percorso che parte dal Pride, ma che dal Pride si snodi per i prossimi anni, all'interno di una nostra collaborazione tra realtà e di una collaborazione con le istituzioni. Una carta di intenti rivolta dunque a tutte le istituzioni della provincia, affinché firmino le richieste che la comunità LGBTE e le associazioni chiedono a gran voce. Risposte concrete a problemi concreti, dall'eliminazione della discriminazione al riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali. Importante per questo la presenza dell'associazione Famiglie Arcobaleno Treviso. Noi chiediamo anche di poter trascrivere i nostri certificati di nascita rilasciati regolarmente all'estero oppure in un altro comune da tutti i sindaci e tutte le sindache di tutte le città italiane, previa presentazione del consenso informato come avviene in una famiglia eterogenitoriale. Il tema del riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali è al centro del Pride Treviso 2023, tanto che saranno proprio le famiglie Arcobaleno ad aprire il corteo in segno di protesta agli ostacoli che l'attuale governo sta loro ponendo. Il corteo del 17 giugno andrà a coinvolgere anche la periferia della città. Dal centro transiterà infatti fino al quartiere di Santa Maria Maggiore. La parata si concluderà a Prato Fiera.